proposito, questa è una straordinaria, credo, occasione per la città. Sfilano delle vecchie signore che però hanno un cuore grande e sono di un'eleganza davvero straordinaria. Oserei dire che è una sfilata di moda fatta con motori, quindi anche, come dire, caratterizzata dal ruggito, dal rumore che va a compendiare quello che insomma, è la presenza delle auto. Io penso, guardate, tanto per fare un brevissimo flash, che la conquista della Mille Miglia non soltanto sarà un'occasione per fare vedere la nostra città a migliaia di visitatori, farla vedere attraverso tutti i media nazionali, ma è il racconto di un paese positivo che guarda al futuro, lo stesso paese che aveva inventato la Mille Miglia negli anni, nei primi del Novecento, e che aveva desiderio della conquista, della sfida, di mostrare ciò che era capace di fare e di mostrarlo a tutta l'Italia. Ecco, questa sfida, questa caratteristica del futuro della sfida si ripropone qua con caratteristiche diverse. Noi forniremo il massimo di ospitalità, se ne sono occupati Umberto Zampieri e Marta Della Vecchia con grande, credo, efficacia, lo vedrete domani sera, e sarà una grande festa che, insomma, rende orgogliosa la città, e speriamo anche di riproporla in futuro, però per il momento ci teniamo all'appuntamento di domani sera.